La Quaresima è un tempo forte che induce all'introspezione e al discernimento, ci riconduce all'essenziale della vita, con pratiche come il digiuno, la preghiera, la carità, ma non per questo va interpretato come un periodo oppressivo del cammino. Anzi, come ricorda Papa Francesco nel suo messaggio, la Quaresima del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio. In questo percorso ci viene in aiuto la parola del Signore che ascolteremo nelle 5 domeniche prima di Pasqua, che ci prepareranno a vivere nella libertà la gioia della risurrezione. Gioia di ritrovare Gesù risorto, vivo per sempre in mezzo a noi. E lo faremo accompagnati da alcune riflessioni che propone la Caritas, proprio perché la parola di Dio cali dentro la nostra vita, diventi sempre di più prossimità e condivisione. La Caritas diocesana propone un percorso che induca alla riflessione e anche a gesti concreti. Lo farà anche attraverso una rubrica settimanale, I frutti della parola, che proporrà diversi testi e il commento al Vangelo domenicale. Ci accompagnano testi diversi: l'Evangelo, il documento sulla fratellanza umana siglato da Papa Francesco e Al-Azhar, all'esortazione apostolica Gaudete ed Esultate, fino a testa di canzoni e letture che speriamo siano di aiuto nella riflessione e nel portare le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli. Così davvero facciamo insieme questo percorso che durerà le 5 settimane con questa rubrica settimanale.